Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi o questa sera nella live del vostro Moletto Veneziano. Oggi parleremo un po' di quelle dinamiche che si stanno vedendo un po' alle TV, nei mass media, sulla situazione negli Stati Uniti di riflesso influenza anche il Marietto Veneziano e quelli che stanno guardando il Marietto Veneziano, che uno ci creda sì, che uno ci creda no. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Galler, nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di lasciarvi un super like se avete il pollicino pronto e o l'indicino e poi di venirci a trovare nei nostri gruppi social su Facebook, abbiamo 2 gruppi e chiaramente anche dei diari, oppure anche nel sito capitano.altavista.org, qui sotto in descrizione ci sono i vari link per raggiungerci e anche in Telegram se volete. Vi ricordo che nel sito capitano.altavista.org ci sono 20 ebook di radionica e radiostesia e anche chirologia, lettura della mano, no? In cui è tutto gratuito. Ciao Maria, grazie di avermi salutato. Poi c'è una sezione shop dove si possono acquistare dei servizi o ebook molto particolari e potenti. Bene, parliamo un po' di questa situazione che sta avvenendo, come si suol dire, negli Stati Uniti e a gran cassa è arrivata praticamente a lambire tutte le TV europee occidentali, no? Allora, nel 2012 questo Marietto, 44 con altri nickname in face, stava spiegando un po' cosa sarebbe riuscito ad arrivare dal 2020-2021, no? Chiaramente quando Marietto le spiegava, alzati gli scudi, no? Di quelli da New Age, vogliamoci tutti bene, angeli colorati, chiamiamolo l'arcangelo, gli UFO, le colonizzazioni, Area 51, e chi più ne aveva più ne metteva il chi dalle mani, insomma li ho avuti un po' tutti contro, no, dal 2012. Nel 2015 nasce il sito Capitano appunto Altervista, grazie anche alla possibilità che una casa editrice importante italiana ha creato o ha comprato altervista.org, no? E quindi in modo gratuito il vostro Marietto Veneziano ha incominciato a dare più di 150.000 ebook gratuiti, no? Che ho costruito io con le mie manine e alcune volte arrangiato alcuni circuiti e potenziati, e adesso più o meno il mondo c'ha in casa 2 milioni di circuiti radionici. Ma perché l'avevo fatto nel 2015? Perché si vedeva intravedere 5 anni fa questa situazione, no? Questa situazione. Ultimamente, l'anno scorso, l'anno scorso, adesso bisogna parlare, prima delle elezioni americane, avevo chiesto a Pedolino che avrebbe vinto. E Pedolino me l'ha detto inequivocabilmente Trump, no? Quando è saltato fuori che aveva vinto quell'altro, no? A un certo punto ho pensato, visto che ha vinto Trump, è per forza di cose che dovrà succedere qualcosa che non piacerà alle persone. Perché chi ha vinto onestamente, chiaramente salterà sulle barricate. Chiaramente Trump, visto che è di matrice tedesca, voi dovete capire che non la Germania, ma gli Stati Uniti profondi non sono inglesi, come erroneamente si pensa, ma sono di matrice tedesca. Infatti, finita la seconda guerra mondiale, tutte le persone con un determinato tipo di quoziente intellettivo, da von Braun a Mengele, così sono andati a lavorare per i servizi segreti americani. Il Führer è andato in Argentina e questo era quanto, proprio perché fondamentalmente gli Stati Uniti a livello di America profonda era tedesco, è tedesca, no? Infatti l'altra parte, diciamo, inglese e, come si suol dire, messicana, spagnola, sono la controparte dell'America profonda che fondamentalmente, Trump, basta guardarlo in faccia, e certamente non è un sicuro di origine, no? Mettiamola giù così per capire. Chiaro che lui come personaggio, chiaramente anche lui sponsorizzato da alcune fonti, visto che sua figlia si è sposato con un ereditiero ebreo, ma magari era ashkenazita e non khazaro, no? Ereditiero. Comunque, morale della favola, adesso negli Stati Uniti sta venendo questa, tra virgolette, frizione, no? Noi qui in Europa invece abbiamo un altro tipo di frizione che è questo Covid che praticamente se già l'euro aveva dato
all'Italia uno scossone, diciamo che fondamentalmente il Covid, gli dà il colpo non del capo, perché gli italiani secondo me ce la faranno, no, però insomma, fanno presagire che, cominciano a tirare fuori. Ciao Cristina, grazie di avermi salutato. Stanno tirando fuori dalle industrie militari o dal cilindro, mettiamolo giù così, un altro tipo di tanto per incominciare a togliere, il cash e trasformare tutto in cartine, Quindi da un certo punto di vista sembra, no, che quello che nel 2012 diceva il Marietto si sta incominciando a disegnare, Noi ciao Loredana, grazie. Quindi noi siamo in una situazione, noi esseri normali, ma anche i generali. Io mi ricordo che nel 2000 è venuto a parlarmi degli antagonisti miei, cioè praticamente era un gente che faceva una guerra a me. Però alcune volte, le punte si toccano, no, e mi ricordo che mi parlavano che avrebbero chiuso la Casa dei Sogni, no, e che nel 2020, i generali dei corpi d'armata italiani avrebbero tremato perché vedevano che stava arrivando una botta che anche loro non sapevano come gestire, no? Era il 2000, quindi 20 anni prima. Mi avevano parlato che avrei dato questi circuiti e roba del genere. Oh, io li avevo visti da piccolino, però chiaramente me li ero messi nel subconscio e mi ero cancellato la memoria così che non spifferavo niente. Però loro erano venuti a darmi una rinfrescatina. Adesso siamo in una situazione un po' particolare in cui praticamente negli Stati Uniti non dico che c'è una guerra civile perché sicuramente la smozzeranno via, ma in realtà ha vinto Trump. E a me il pendolino mi aveva detto chiaramente che avrebbe vinto Trump. Quindi quando io le vedo questi atti di dimostrazione di voler cercare di portare la democrazia, è lecito. Cioè io adesso non voglio sobillare quelli che vanno a sparare a destra e a sinistra, però li capisco perché loro sanno che effettivamente come sono andate le cose, no? Purtroppo che a noi ce le vendono come al solito, no? Ma quelli che hanno vinto, che è notorio che sono dei gruppi, che quelli che hanno vinto falsamente, che è notorio che sono sempre stati dei gruppi che hanno fomentato, atrocità, no, chiaramente già noi siamo deboli, no, è come se avessero fatto questi signori che hanno vinto negli Stati Uniti fraudolentemente, come se, tra virgolette, avessero fatto un patto, visto che l'Italia e l'Europa è in ginocchio in questo momento col Covid, non vorrei dirlo, no, ma già lo dicevo nel 2012, non vorrei pensarlo, ma già lo dicevo fortemente nel 2012. Sembra quasi, no, che, Trump cerchi, visto che è tedesco e la Germania è stata riunita grazie a Chernobyl, perché vi ricordo che nell'86, i russi stavano per invadere l'Europa, ma, purtroppo per loro e per grazia divina nostra, qualcuno ha spento Chernobyl e lì si son bloccati. La Russia, lo Stato sovietico dei tempi, ma la Russia non ha mai tolto l'occhio vispo sull'Europa, non ha mai, come si dice, nascosto che gli sarebbe sempre piaciuto, ber la vodka a Roma. Quindi io non dico che il Führer aveva ragione, Napoleone aveva ragione ad andare in Russia, però dico che là in Siberia sottoterra ci son campi di concentramento tremendi. Quindi sembra quasi che, questo 2029, e da come ho visto io a 15 anni, insomma sarà una cosa impegnativa, quindi c'è gente che forse non si riesce a render conto che queste persone che negli Stati Uniti gridano Trump, non è che gridano Trump perché, non sanno cosa fare, gridano Trump per il semplice fatto che si sono resi conto che sono stati, cioè la democrazia lì è andata in vacca. Purtroppo chi ha programmato, ma anche chi sostiene l'altra parte, che ha imbrogliato, e praticamente si sta tirando la mazza sui piedi e a livello karmico quelli saranno forse anche i primi che si prenderanno il chiodo in mezzo ai piedi o anche in mezzo anche a qualche cos'altro. Proprio perché sono ciechi, come dicevo quel tale 2000 anni fa, e praticamente si faranno la bua. Quindi, quelle persone che, vedono i TG di regime e a un certo punto non riescono a vedere il è come quelle formichine che camminano su un quadro bello grande, vedono il colore che c'è sotto ma non vedono l'insieme. La situazione è che se la Germania, che comanda adesso
e negli Stati Uniti cede, no? Cede e vanno su di nuovo quegli altri, siamo sotto degli influssi planetari di cioccolata, noi europei, no? E quindi già avevo spiegato mesi fa che vogliono resettare l'Italia e portarla al livello della Grecia e quindi anche a livello militarmente saremo a terra praticamente. Già i nostri generali mi hanno spiegato nel 2000, in questo momento, non dico che hanno paura, però si stanno rendendo conto di cosa stava venendo, no? Sta avvenendo delle cose grandissime, più forti del nostro pensiero. Quindi ci troviamo in una situazione di vulnerabilità, di debolezza estrema, no? Se poi noi cominciamo a pensare che Trump aveva torto, no? Mentre là si ammazzano per dire guardate che abbiamo vinto, perché là i Biden, i vari, hanno fatto votare anche i morti. Quindi, e i giornali di regime, che lo sanno loro, no? Come la storia, ma visto che sono foraggiati dall'altra sponda che vuole incominciare a far entrare la guerra in Europa, io la vedo male. La vedo male per il semplice fatto che qui la gente, come al solito, non ha messo buono a fuoco. Adesso abbiamo già una guerra con questo virus che creano nelle industrie militari gli altri, no? Perché andate in alcuni paesi, le mascherine non sanno neanche cosa sono, non sanno neanche cosa è il Covid, per il semplice fatto che loro si stanno preparando i carri armati. Capite? Quindi noi siamo in una situazione fra che ci bombardano con messaggi falsi, ma false informazioni, fra che la Germania sta perdendo il suo Trump, là che praticamente era quello che ci difendeva noi, no? Adesso noi siamo in una situazione di estrema vulnerabilità. I nostri governanti, ve l'ho detto, stanno facendo il massimo di quello che possono, no? Stanno cercando di indorare la pillola al popolo italiano perché anche loro, se l'hanno visto i militari, figuriamoci loro, no? Certo, ci sono quei politici da porta scorrevole a 15.000 euro che entrano e escono solamente per prendere 15.000 euro, ma ci sono anche quei politici di razza, di qualità, che chiaramente ci tengono al popolo italiano. Quindi, dopo questo primo Covid arriverà il secondo, il terzo, fin quando non riusciranno a spiallare l'economia, fin quando non sentiremo praticamente che la gente languirà per strada e poi praticamente dopo partiranno i carri armati russi, e questo ve lo garantisco perché l'ho visto 15 anni, no? E lì ci sarà da ridere, se non da piangere, no? Quindi quando sentite che Trump ha perso, favoretta. Quando sentite che praticamente va tutto bene, favorette per il semplice fatto che hanno già deciso cosa ci sarà. E purtroppo a livello planetario siamo in una situazione estremamente praticamente, difficile, non sapremo, cioè siamo in una situazione estremamente difficile. Quindi cerchiamo di andare, come dice il governo, con le mascherine a destra e a sinistra senza fare gli anticonformisti, virus di qua, virus di là. Il fatto, cari miei, che siamo sull'orlo di una guerra. Bisogna metterselo bene in testa, cercate di stampare questi benedetti circuiti che da 5 anni che li sto dando gratis a tutto il mondo, no? Cercate di capire che Trump ha vinto e cercate di capire che se quando la Germania perde a livello politico perché Trump è guidato dai tedeschi, qui, cari miei, sarà dura per tutti. Bene, cari miei, grazie di aver ascoltato Marietto e alla prossima, ciao.